È ricoverato in ospedale a Padova in stato di arresto il funzionario di banca padovano di 59 anni che con la sua auto ha travolto e ucciso Savio Domenico Armeli Cartilazzone, 43enne di Spinea, che stava lavorando a un cantiere stradale di via Armistizio. L'accusa è di omicidio colposo e omissione di soccorso. Gli agenti delle volanti della questura l'hanno fermato mentre era in ufficio. È stato visitato a lungo dai medici. Appena fermato ha ripetuto di non ricordare nulla dell'accaduto. Nel condominio in cui la vittima, di origine siciliana, abitava a Spinea con la moglie e la figlia, si respirano dolore e rabbia. La moglie è in casa ma distrutta dal dolore. Volevo solo sapere se si poteva fare un ricordo di suo marito. È molto arrabbiata anche lei. Sa che la persona è arrestata adesso. Cambia qualcosa questo per lei? Tra i vicini in pochi lo conoscevano bene, era lì da un mese e a casa dal lavoro, solo alla domenica. È una persona bravissima che ho sentito anche a riunioni del condominio, che è molto brava, e quando ho sentito queste cose proprio non credevo. La moglie, lei è riuscita a parlarci? Non l'ho ancora vista. Non ho neanche il coraggio di andare. Farete qualcosa con i vicini, non so, cercherete di... Non so, adesso non ci siamo neanche trovati, solo con quella di sopra, mi ha mandato un telegramma, ma lui proprio una persona, e anche lei molto discreta, molto... Non sappiamo neanche cosa dire. Non era da poco che erano qui. Perché chi l'ha investito poi è anche scappato. Sarebbe da metterlo in galera e buttare via i ciavi. Sul corpo della vittima non è stata disposta l'autopsia. Nelle prossime ore sarà stabilita la data dei funerali che si dovrebbero svolgere lunedì a Spinea.